Io ho ribadito la necessità di un chiaro atto di dimissioni della segreteria regionale. La chiara richiesta della deputata trevigiana Simonetta Rubinato all'Assemblea regionale del Partito Democratico. Sabato prossimo dovrà decidere se accettare o respingere la remissione del mandato di Roger Domenech, segretario democratico che ha preferito questa via a quella più chiara delle semplici dimissioni. C'è la necessità di dare un messaggio chiaro all'esterno, agli elettori prima di tutto veneti, che il Partito Democratico del Veneto ha capito dal loro voto che bisogna voltare pagina e ricostruire insieme un'alternativa alla politica del centrodestra a guida leghista salviniana. Dimissioni di Domenech subito, dice la Rubinato, che sollecita all'interno dei democratici un ricambio radicale e immediato. A questo servono le dimissioni per poi arrivare ad un congresso dove davvero si discuta di una vera e propria rigenerazione del Partito Democratico del Veneto, che deve diventare un partito in grado di parlare con i veneti, di coglierne i bisogni e di dare delle risposte che siano credibili ed affidabili.